C'è una nuova opportunità di contribuire alla sicurezza del territorio e alla tutela della risorsa idrica. Questa opportunità si chiama contratto di fiume, uno strumento giuridico di matrice europea che è stato discorso nei giorni scorsi a Mestre in un convegno promosso a livello nazionale dall'Unione Veneta Bonifiche. Sono strumenti di partecipazione governata, quindi sono patti territoriali che partono dal basso nel coinvolgimento delle cosiddette comunità che vivono attorno a determinate aree, in questo caso i fiumi, che hanno interesse diretto sia da un punto di vista ambientale, paesaggistico, ma anche di tutela della risorsa idrica. L'obiettivo di porre davanti le istituzioni, quindi le autorità di bacino, la regione, le autorità di bacino, i consorzi di bonifica, gli enti locali, i comuni, come soggetti che possono proporre i contratti di fiume, per noi diventa essenziale perché soggetti autorevoli governano poi un territorio all'interno di una pianificazione territoriale che già esiste, che non deve essere modificata ma dovrà essere integrata e supportata dalle proposte che vengono dal basso. Grazie ai contratti di fiume, in sostanza, ogni cittadino può prendere parte in processi decisionali che comportano investimenti e interventi di riqualificazione in una determinata area geografica. Un vero e proprio patto territoriale volontario di particolare importanza per l'attività dei consorzi di bonifica. Il primo ruolo dei consorzi di bonifica è un ruolo strategico in un territorio, un ruolo chiave in certi sensi, in certi aspetti nel territorio, un nuovo rapporto con gli enti locali. Basti pensare che noi 2 anni fa abbiamo fatto un accordo con l'ANCI, dopodiché credo sia indispensabile fare un altro tipo di ragionamento che riguarda il sistema di rapporto con il territorio stesso, quindi un'apertura e un ragionamento con gli stakeholder di questo territorio, e dopodiché credo sia intrinseco aprirci e ragionare su un percorso sicuramente diverso di confronto con anche altre realtà che magari a qualche situazione in quel momento vengono tralasciate. Nel corso del convegno sono state presentate le varie esperienze regionali in materia di contratti di fiume che hanno interessato il corso del Marzenego, il delta del Po, l'alta pianura vicentina e il comprensorio Adige-Euganeo. Esperienze innovative, esemplari della capacità del Veneto di adottare questi strumenti di partecipazione. I contratti di fiume intanto stanno trovando un'ampissima diffusione in tutta Italia da nord a sud. Diventa anche molto rilevante questo percorso che sta facendo il Veneto perché il prossimo tavolo nazionale, che sarà il 9° tavolo nazionale, cioè dopo quello di Firenze che si svolgerà il prossimo 9 dicembre, si terrà appunto a Venezia, e quindi il Veneto ospiterà questo importantissimo evento che riunisce i contratti di fiume di tutta Italia. La giornata di oggi è servita non solo a tutti i partecipanti del Veneto, ma anche ai numerosissimi partecipanti di altre regioni d'Italia, e sono serviti anche a noi come Associazione Nazionale Bonifiche, perché una maggiore conoscenza attraverso l'illustrazione delle varie realtà ci consente anche di poter svolgere un'azione di informazione e di divulgazione dell'iniziativa presso le altre realtà territoriali.